sta cambiando la mobilità a Catania? Quali sono le trasformazioni in atto e quelle a breve termine? E poi l'ambiente, ci stiamo attenti? Ne parliamo con l'amministratore unico di AMTS, Giacomo Bellavia. Da 1 anno e mezzo a questa parte abbiamo avuto la possibilità di operare a Catania con una grande azienda della mobilità, la società nata dalla fusione tra AMT e Sostare. È un'azienda che quindi può portare avanti delle politiche della mobilità a 360 gradi, che può operare con un filo conduttore della sostenibilità nell'ambito dei progetti di mobilità. In questo periodo infatti abbiamo potuto maggiormente sviluppare questo tipo di progetti, abbiamo potenziato le aree pedonali e le ZTL per liberare il centro cittadino dalle auto e questo dovrà essere sviluppato ancora di più nei prossimi mesi. In più abbiamo zonizzato la città differenziando la sosta, rendendola un po' più cara al centro e un po' meno cara alla periferia. Ed inoltre con il progetto Catania to Go abbiamo con soli 20 euro l'anno consentito ai cittadini, e questo sarà possibile anche per il 2023, di usufruire di bus, metro e parcheggi scambiatori. Dottore, mi scusi, ma durante questo periodo così difficile anche per l'economia, quali sono le strategie che AMTS ha messo in moto per abbattere i costi? Dalle mie spalle c'è la vecchia sede storica dell'AMT, di via Sant'Euplio, che ormai abbiamo abbandonato da oltre 2 anni, per 18 anni era stata in locazione e quindi abbiamo risparmiato oltre 250.000 euro l'anno. E dopo la fusione abbiamo dismesso altre 2 locazioni, quella di via Aldebaran e quella di via Proserpina, concentrando tutti i servizi all'utente in via Plebiscito, una gestione maggiormente oculata sotto il profilo degli affitti che sono stati totalmente azzerati, con un risparmio di circa 400.000 euro l'anno che quindi oggi possiamo dedicare a investire in servizi, in acquisti di mezzi, di strutture e di maggiori risorse per l'azienda, che quindi potranno essere dedicati alla fruizione dei cittadini catanesi. Dottor Bellavia, lei mi riempie di belle notizie e avrei ancora una raffica di domande da farle, solo che l'autobus sta partendo, quindi alla prossima.